Rousseau ha detto una cosa fondamentale: gli uomini nascono liberi ma sono ovunque in catene. E guardate che questa frase è ancora attuale, questa frase ha una attualità spaventosa. In Italia, vedete, ci sono delle persone, delle istituzioni, e mi riferisco alla Corte Costituzionale, che per mezzo del loro presidente vengono a dire che i cittadini non contano nulla. Mi viene in mente quella battuta poco elegante di Sordi, no? Io sono io e voi siete no? Il quale ha detto che sostanzialmente non compete, cazzo anche tu sicuramente sei d'accordo, pensate, non compete nemmeno al Parlamento, quello che, dove sei eletto anche tu adesso, a riformare, se si volesse, la parte prima della Costituzione, quella relativa ai principi fondamentali, perché il Parlamento ordinario non ha natura costituente e quindi non potrebbe toccare quella cosa. Semmai, se vi fosse la necessità, pensate, neanche all'unanimità, secondo il Presidente della Corte Costituzionale, infatti l'ho chiamato, siccome si chiama Gallo, ho detto la Corte del Gallo, ha detto in modo anche molto autorevole, molto convinto, fortunatamente c'era una schiera di avvocati, tutti quanti dinocolavano la testa, ho detto meno male, e non erano di Indipendenza Veneta, perché queste affermazioni sono gravi. Queste affermazioni denotano qual è lo spirito, l'atteggiamento, il pensiero, l'orientamento di questo Stato, che ci porta non solo a un neocentralismo disperato per salvare quello che è salvabile, ma ci porta alla violazione dei diritti fondamentali. Nemmeno il Parlamento, questo Parlamento, ha detto potrebbe, qualunque Parlamento, potrebbe intervenire sulla parte prima della Costituzione, perché non è un Parlamento con competenze costituenti. E se questi sono i giudici sul tema dell'autodeterminazione, evidentemente il nostro sarà un futuro illiberale, sarà un futuro di riduzione dei diritti, di pseudodemocrazia e ovviamente di sofferenza e disastro ulteriore. L'articolo 5. Perché non è incostituzionale la legge che noi siamo riusciti a far approvare? Premessa politica. Questa legge, come sanno quasi tutti ormai, è stata subita dal Consiglio regionale. Non la voleva nessuno. Oggi questa legge è in una situazione di stallo perché non hanno la capacità, non hanno la forza, non hanno capito dove è fondata. Federico, è questo il punto. Quando si dice che questa legge è illegittima è perché non si è fatto un sereno, adeguato approfondimento su dove è fondata. L'autodeterminazione era stata inserita all'articolo 50, che tu sai, quello che regola le petizioni, ce l'hai qua, vedi, così controlli se dico bene. L'articolo 50 che oggi ha solo un comma, quando era in bozza della commissione del 75 aveva due commi. Il secondo comma regolava il diritto di resistenza ovvero di autodeterminazione. Era già bello e scritto, ed era già chiaro ed era disponibile. Oggi 50 regola solo petizioni alle Camere e al Senato e non c'è il secondo comma. Il secondo comma, che regolava il diritto, ripeto, di resistenza ovvero di autodeterminazione, era stato scritto niente meno che da Costantino Mortati, uno dei più grandi costituzionalisti, discutibile se vuoi, ma sicuramente una testa pensante. E fu Mortati a dire: dobbiamo togliere, è opportuno togliere dalla Costituzione questo diritto, perché dice qui l'autodeterminazione e la resistenza sono diritti superiori che vengono prima della Costituzione. Nel momento in cui noi li rendiamo norma di diritto positivo, ancorché di rango costituzionale, li andiamo a ridurre della loro portata, del loro significato, della loro natura. Li andiamo a sminuire. È un diritto che è più importante, non lo vai per recepirlo a sminuire, devi prendere atto che è un diritto che sta sopra. Quindi l'autodeterminazione non c'è nella Costituzione italiana, per scelta del legislatore costituente. Ma se i costituenti, non io nella mia interpretazione, i costituenti hanno detto che questo è un diritto che viene prima della Costituzione, che è anteriore, non anti, che sta prima, che viene prima della Costituzione, che si colloca sul livello delle fonti del diritto internazionale. Se non è nella Costituzione, questa legge 16 sul diritto di autodeterminazione, che parla dell'esercizio del diritto di autodeterminazione, è incardinata su questo diritto, che è un diritto sovranazionale, che l'Italia poi riconosce attraverso l'articolo 10.
come può essere giudicata nella sua legittimità se la norma di riferimento nella Costituzione non c'è, perché i costituenti l'hanno tolta? Ma lo capisce chiunque, è il buon senso. Lo capisce chiunque che viviamo in uno Stato illiberale e quindi non abbiamo timore di confrontarci con chi viola la Costituzione, perché non siamo noi a violare l'articolo 5, è chi si oppone all'esercizio di un diritto che voi fortunatamente avete già scelto di esercitare con noi, di difenderlo, da quello che ho capito, viola la Costituzione. Perché? Perché c'è un'altra norma che ormai sono stufo di citare perché era più bello il passaggio che ho fatto entrando dal tuo pertugio, ma diciamolo anche questo, c'è un'altra norma che dice che l'Italia, articolo 10, controlla sempre se è giusto, l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Se è così, tu capisci che nel momento in cui l'Italia, che non ha nella Costituzione l'articolo 50, al secondo comma dell'articolo 50, ove era scritto questo diritto, per le ragioni che ho fugacemente illustrato e comunque richiamato, se è vero che c'è l'articolo 10 della Costituzione che dice che l'ordinamento giuridico italiano si conforma, il verbo è conformarsi, vuol dire prendere tale e quale esso è chiaro che chi si oppone all'esercizio del diritto di autodeterminazione, poi darò qualche altra nota su questo diritto, viola lui la Costituzione. Questo è il paradosso ed è bellissimo considerare dove lavoriamo. Lavoriamo sul piano della difesa dei diritti. A me non interessa che chi parla, si confronta con noi sia a favore o contro l'indipendenza, non mi interessa più. Noi da tempo ve lo diciamo, vero Michele? Abbiamo fatto un passo indietro, stiamo lavorando sui diritti fondamentali, perché se troviamo l'intesa, se riusciamo a coniugare il consenso dei cittadini sul tema dei diritti fondamentali, che è un tema di tutti, è indifferente poi, perché siamo democratici e quindi riteniamo che sia giusto accettare l'esito, che uno voti sì o no. Però qui si sta negando i diritti fondamentali, questo è il punto delicato, è il punto difficilissimo che molti non comprendono.